Nel marzo del 2017 Mare Amico ha fatto un reportage sui ponti, diciamo, cadenti, e questo era quello più importante. Questo video è diventato subito virale, lo abbiamo mandato anche alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dopo qualche settimana l'ANAS si fa viva dicendo che è tutto a posto, incredibilmente diceva che è tutto a posto e che erano dei danni esteriori. La popolazione si è indignata, ha iniziato a protestare, la gente non prendeva più questo viadotto per paura, era il periodo della caduta dei viadotti in Italia. A un certo punto la Procura della Repubblica di Agrigento, il dottore Patronaggio in persona, apre un fascicolo. Un'ora dopo l'apertura di questo fascicolo, cioè l'uscita dell'agenzia che annunciava l'apertura di questo fascicolo, l'ANAS chiude il viadotto e ancora ad oggi è chiuso. Questo viadotto consta di due ponti. Un ponte è stato riaperto, quello più piccolo, quello meno alto, mentre questo ancora è chiuso. La prospettiva dell'ANAS oggi è quella di fare una manutenzione straordinaria. Hanno già stanziato 30 milioni di euro. Prima dicevano che era tutto a posto, invece ora hanno stanziato 30 milioni di euro perché hanno trovato dei danni strutturali. Ma noi ci chiediamo, visto che il cemento armato e il calcestruzzo hanno una durata limitata in 70 anni, dicono gli esperti, e questo ponte ha quasi 50 anni, ne vale la pena spendere 30 milioni di euro per un cadavere? Non è meglio buttarlo giù e liberare la valle da questa bruttura? Tra l'altro alcuni di questi piloni affondano le loro radici dentro una necropoli paleocristiana. Allora, iniziamo a pensare di abbattere un po' tutto e restituire la visuale come quella che vedevano gli antichi greci 2000 anni fa, e leviamo queste brutture e leviamo questi pericoli.